di giovani ragazzi che hanno voluto mettersi d'impegno come Di Boscolo e i ragazzi anche di 075, che è un gruppo tutto nuovo locale, insomma, ecco, che si stanno adoperando tutti assieme per poter portare a casa un risultato che è quello della Notte Bianca, assieme all'amministrazione comunale e anche Confcommercio, perché comunque la locandina la vedete tutti, ci sono anche svariati sponsor importanti al quale hanno voluto partecipare alla Notte Bianca, ma abbiamo soprattutto da ringraziare i nostri pubblici esercizi, i nostri bar, i nostri commercianti di tutte le vie del comune di Cavarzere, che ogni anno partecipano veramente volenterosi alla realizzazione della Notte Bianca. Io non vi voglio dilungare altro perché abbiamo anche il sindaco qua che va ai miei ringraziamenti e lasciamo anche la parola a lui proprio per presentare e introdurre la Notte Bianca. Sì, buongiorno a tutti, anch'io sarò molto breve, mi unisco ai cordiali ringraziamenti fatti dall'assessore e permettetemi di ringraziare l'assessore stesso per l'impegno profuso per diciamo, il bene di Cavarzere. Mattia è una persona che si dà molto da fare, abbiamo visto insomma, i risultati che ha ottenuto in questi anni di amministrazione e le innovazioni che sta portando nella nostra città. Arriviamo all'evento principale diciamo, della stagione estiva cavarzerana. Abbiamo voluto la settimana scorsa, sabato scorso, il concerto lirico, che è uno dei due eventi principali insieme alla Notte Bianca, che ha avuto un enorme successo e ci auguriamo che venga replicato questo successo il weekend del 2 e del 3 agosto, le due date della Notte Bianca. Ovviamente noi come amministrazione siamo felici che ci siano dei giovani che si mettano a disposizione e si mettono in gioco per organizzare un evento simile. Siamo felici soprattutto per i nostri esercizi commerciali, perché questi tipi di eventi non si fanno per mettersi una stellina sul petto e dire che bene, abbiamo fatto una bella serata, è arrivato un sacco di gente, ma si fanno solo e esclusivamente per cercare di aiutare e dare una spinta ulteriore alle attività commerciali, che è evidente che se arrivano migliaia di persone in piazza hanno notevoli aumenti dei propri incassi. Quindi ringrazio anch'io gli sponsor, tutte le attività commerciali che hanno aderito a questa importante iniziativa. Ci auguriamo insomma, che sia un weekend ricco di eventi, ricco di sorprese, ma dopo saranno gli organizzatori che parleranno e ci diranno il programma. E da parte nostra insomma, noi diamo sempre il benvenuto a chi ha idee positive per la nostra città e a chi vuole investire insomma, nella nostra Cavarzere. Abbiamo una piazza meravigliosa che sembra quasi fatta apposta per creare eventi, quindi chiunque voglia cavarzerano non venire a Cavarzere per organizzare qualcosa è sempre benvenuto e gli stenderemo sempre i tappeti rossi. Quindi un ringraziamento a tutti, un ringraziamento anche ai presenti insomma, e alla stampa che ha voluto supportarci in questa fase di chiamiamola progettazione e presentazione di queste due serate. E ovviamente invito tutti a far squadra, invito tutti i cavarzerani non quindi a recarsi nella nostra Cavarzere quel weekend, ma sono sicuro insomma, che l'evento sarà attrattivo per molte persone provenienti anche da paesi molto distanti da Cavarzere. Non mi dilungo ulteriormente, grazie ancora e lascerei la parola. Bene, adesso al comitato cavarzeriano. Bene, allora più che altro vi illustro il programma che va a prendere il palinsesto delle entrambe le serate. Il venerdì abbiamo deciso di di prendere molte realtà che non sono solo di Cavarzere, per dare la possibilità anche ai paesi limitrofi di poter con i loro format poter partecipare all'evento. E praticamente abbiamo un format che arriva da Piave di Sacco, che è un format abbastanza conosciuto e ha il suo traino di pubblico abbastanza importante. Abbiamo preso i ragazzi di Sottomarina che sono abbastanza bravi e ci daranno una grossa aiuto per questo evento qua. Abbiamo la radio che Radio Wow sappiamo tutti che è una radio abbastanza importante in Veneto, che ci darà un supporto oltre che in serata anche a livello social e a livello di comunicazione radio. E abbiamo il nostro format di casa che diciamo è il format del Basso Polesine, che ci darà un grosso aiuto anche per la massa del pubblico. E poi abbiamo anche tutte le vie di Cavarzere che saranno coinvolte
nel progetto, con 2 concertini in Via dei Martiri, un il venerdì e un il sabato. Corso Italia avremo i mercatini e auto e moto d'epoca, che sarà più o meno come il weekend. Sì, sarà più o meno come il weekend scorso, come il mercoledì scorso che è passato. In Piazza della Repubblica avremo giostre gonfiabili abbastanza numerose, come le feste che vengono fatte solitamente a marzo e a ottobre, bene gestite da Bisi, che insomma, è una garanzia, diciamo, negli anni ha sempre fatto il suo. Via Roma avremo, che è la via principale di Cavazzere, avremo uno street food con prodotti tipici delle varie zone, e anche lì avremo un concertino live sia il venerdì che il sabato. Via Pescheria, che è quella qui sotto, avremo le autotouring. Sono dei ragazzi che girano tutto il Veneto e porteranno le loro macchine, quelle più belle, insomma, abbiamo deciso di fare. Mentre il sabato è un palinsesto un po' più, diciamo, adulto, e avremo il format che già negli anni precedenti ha avuto degli ottimi risultati, con un format più che altro scenografico e abbastanza forte e gira tutta Italia, dunque andiamo sul sicuro. Poi sempre in Via dei Martiri avremo sempre auto d'epoca e tutto sta roba, più il concerto di Ludovico, che è un ragazzo di Portotolle che è molto bravo, e abbiamo deciso di coinvolgere lui. Stessa cosa per Corso Italia, che ci saranno sempre comunque le auto d'epoca, l'esposizione di mercatini e tutto. Piazza della Repubblica avremo sia le giostre che un DJ che farà musica che spazierà dagli anni 60 ad oggi, tutte le hit importanti. E in Via Roma avremo il concerto del Bacan, che sono di ragazzi di Cavazzere. Abbiamo deciso di coinvolgere anche loro, che sono molto folcloristici, e abbiamo deciso di mettere loro. Poi Via Pescheria ci sarà sempre comunque le autotouring, non le stesse del giorno prima, quelle saranno cambiate. Questo è il programma, e abbiamo deciso anche di aggiungere un ospite, nel bene o nel male un ospite che fa parlare molto, piace più a un pubblico adulto che a un pubblico giovane, che è Fabrizio Corona. Sì, noi saremo sabato 3 agosto, a proposito di parte folcloristica, abbiamo ritagliato anche uno spazio, noi siamo un podcast, nasciamo a settembre dello scorso anno, io e il mio socio qua, e avremo l'occasione di poter intervistare Fabrizio Corona, e per noi è anche bello, ricordo quello che ha detto prima il sindaco, rappresentare una realtà che è fuori Cavazzere, però comunque viene chiamata per unire il territorio, perché eventi di questo tipo fanno bene non solo a Cavazzere ma a tutto il Veneto. E quindi utilizzeremo questa occasione, sfrutteremo questa occasione sia per rendere l'evento più bello e divertente possibile, ma anche per mandare un messaggio a tutti i giovani che vogliono mettersi in gioco e creare una piccola realtà che però lavorando e mettendosi in gioco può portare a questo tipo di palcoscenici. Poi noi dopo il nostro evento, dopo quello che faremo dal vivo quel giorno lì, avremo anche un video speciale che uscirà dopo con tutto quello che sta dietro al giorno dell'evento, quindi sarà una cosa molto bella, molto strutturata. Ringraziamo ancora tutti per l'occasione e aspettiamo numerosi. I nostri occhi siamo tutti ragazzi giovani, sono ragazzi giovani, hanno voglia di darsi da fare. Abbiamo puntato non solo a Cavazzere, come avete sentito abbiamo anche altri ragazzi che hanno voglia, ecco, di mettersi in gioco da altre realtà, penso Portoviro, Portotolle e altri luoghi, quindi sicuramente vogliamo attirare più giovani possibili da anche altre realtà, quindi non solo di Cavazzere, e questo gioco di squadra secondo me è fondamentale e importante, e spero insomma porti sicuramente al risultato che noi vogliamo.